segnalibri quello di questa sera che ci porta al Circolo Culturale Sardo su Nuraghe, quindi andiamo nel Biellese e abbiamo con noi Giovanni Carta, che è il bibliotecario proprio del Circolo Culturale. Benvenuto Giovanni e grazie per essere qui. Buonasera a lei. Allora, siamo qui per parlare di una serata, quella di venerdì 10, in cui ci sarà un incontro ravvicinato con un autore, vero? Esatto. Avremo questo incontro con lo scrittore Marco Melis, scrittore di origine chiaramente sarda, residente da anni in provincia di Bergamo e legato appunto sia alle tradizioni culturali dell'isola che alle tradizioni del bergamasco. Ecco, che cosa succederà durante la serata? Ora, noi come Circolo Culturale Sardo di Biella da tempo abbiamo questa iniziativa che abbiamo denominato Conoscere la Sardegna attraverso gli scrittori contemporanei, e sono delle serate che dedichiamo appunto alla conoscenza diretta con l'autore quando possibile, e comunque delle opere di scrittori sardi contemporanei che sono più vicini a noi come cultura, come tradizione, come intenzione e sovente anche come messaggio sociale. Nel corso di questa serata presenteremo appunto le opere di questo scrittore sardo bergamasco, appunto Marco Melis. In modo particolare parleremo dell'ultima sua fatica letteraria cosiddetta I Quattro Mori e la Dea. È un'opera molto, molto particolare perché è praticamente la storia, il racconto, il ricordo dei giocatori che hanno militato nell'Atalanta e nel Cagliari dal 1960 al 2012. Praticamente quest'opera è un po' un ricordo, diciamo che sembra quasi un album di figurine, in realtà poi non è così, perché l'incontro con questi giocatori, molti dei quali chiaramente hanno terminato la carriera agonistica da anni, sono descritti più come uomini, molto, molto più che come giocatori. Quindi qui si coglie l'aspetto umano dei giocatori di calcio di Atalanta e Cagliari. Benissimo, allora con queste suggestioni su questo libro così curioso, noi come sempre a questo punto diamo un attimo spazio alla musica, quindi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco. E rieccoci ancora con Giovanni Carta in collegamento con noi, quindi ancora dal Circolo Culturale Sardo su Nuraghe di Biella. Abbiamo detto una serata, quella di venerdì 10, una serata di incontro con l'autore Marco Melis. Ecco appunto, durante la presentazione che cosa succederà concretamente? Si potrà parlare direttamente ovviamente con l'autore, si potranno sfogliare i suoi libri, si potranno fare domande, un vero e proprio incontro con l'autore, come si dice, vero? Un incontro con l'autore, esatto. Io introdurrò così brevemente Marco Melis, descriverò brevemente il libro, che poi chiaramente lascerò a lui a descrivere più dettagliatamente, dopodiché ci sarà così un dibattito simpatico con la platea. Ci auguriamo che vengano fuori domande interessanti, perché sono evidentemente coinvolti sardi di seconda generazione, sardi anche più anziani e comunque persone che hanno in un qualche modo avuto degli interessi nei confronti della società di calcio del Cagliari e in qualche caso anche dell'Atalanta di Bergamo. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori dove bisogna venire, quando e a che ora appunto per partecipare a questo appuntamento. Sì, benissimo, l'appuntamento è per venerdì 10 aprile appunto, alle ore 21 al Circolo Culturale Sardo su Nuraghe di Biella, che si trova in via Galileo numero 11. Chi volesse partecipare può venire a questo incontro al Circolo Culturale Sardo su Nuraghe. Ecco che, come dicevamo appunto, è a ingresso libero. Chi comunque volesse più informazioni prima di venire, o volesse più informazioni anche in generale su quelle che sono le attività del circolo, dove le può trovare? Può andare sul sito internet del circolo, che è www.sunuraghebiella.it, da cui tra l'altro, giusto per ricordarlo, parte anche una newsletter periodica, quindi proprio iscrivendosi a questa newsletter si può essere proprio informati su tutte le vostre attività. Certo, su tutte le attività che sono quelle che sono intabellate così organizzate dal Circolo Sunuraghe di Biella. Benissimo, allora questo segnalibri per oggi si ferma qui. Io ringrazio lei naturalmente, Giovanni, per essere stato con noi e buona serata per venerdì. Grazie, vi aspettiamo numerosi. Buonasera. E allora per oggi da Giulia Varetti è tutto. A risentirci sempre qui sulle frequenze di Radio City, la città che vive.